Assessore Bini, oggi sopralluogo a Sella Nevea e a Tarvisio. Qual è lo stato di salute dei nostri impianti? Beh, devo dire innanzitutto che ho visto dei territori meravigliosi, questo deve essere il cappello di questa nostra chiacchierata, ma indubbiamente degli impianti interessanti, taluni un po' datati, quindi necessitano di riammodernamenti. Quello che a me ha fatto più piacere oggi è stato constatare de visu, proprio toccando con mano, quella che è la realtà paesaggistica, naturalistica sia di Sella Nevea sia del Polo del Tarvisiano. Potenzialità enormi, non solo in chiave invernale, e questo è il messaggio che io vorrei far passare, ma bensì per 365 giorni all'anno. La montagna può davvero creare reddito importante, sia in termini di prodotto interno lordo, sia in termini di occupati, però bisogna offrire una offerta, scusate il gioco di parola, per 365 giorni all'anno. Le visite di oggi sono servite per iniziare a costruire, a programmare questo nuovo tipo di offerta. Non per niente oggi ho fatto visita a questi poli col nuovo direttore generale di Promo Turismo, l'ingegner Gomiero, con il quale abbiamo davvero incominciato a disegnare il nuovo turismo della montagna. La montagna può essere un'opportunità, questo è stato uno dei temi che lei ha affrontato col sindaco di Tarvisio. Servono investimenti e sinergie pubblico-private? Assolutamente sì, serve un cambio di marcia. Noi viviamo in una regione, l'ho già detto, non ho paura a ridirlo, dove il settore del turismo è stato narcotizzato negli anni da delle politiche eccessivamente d'aiuto da un punto di vista dei contributi, quindi non abbiamo stipulato il mondo dell'imprenditoria. Quello che noi vorremmo, ma le posso garantire che in questi mesi di attività ho avuto dei riscontri assolutamente positivi, quello che noi vorremmo è che gli imprenditori credessero di più in questo territorio, credessero di più nel settore del turismo. L'unico settore, le dico solo questa, del terziario, che in questi anni di crisi è cresciuto, non ha avuto flessione, quindi c'è molto da investire. Ecco, quindi mi permetta lo slogan: più privato e meno pubblico per un turismo qualificato della regione Friuli Venezia Giulia.